A tutti voi buona giornata e ben trovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea. Lo ha detto recentemente il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, che nel nostro paese le questure sono al collasso. In Italia ci sono 99.000 agenti al posto dei 117.000 che dovrebbero esserci. Una carenza di personale che si ripercuote anche nella nostra regione. Sentiamo a tal riguardo qual è la posizione del vice segretario nazionale del sindacato FSP di Polizia di Stato, Raffaele Padrone. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale del sindacato FSP Polizia di Stato. Il capo della polizia Gabrielli ha messo un punto fermo, insomma le forze di polizia sono sotto organico. Sì, questa volta sono contento dell'affermazione del capo della polizia e il signor capo della polizia prefetto Gabrielli, ma erano voci e parole che lui aveva detto quando è venuto in questura l'anno scorso. E io le avevo colte al volo. Manca un turnover e siamo sotto organico, come dice lui siamo al collasso e da qua al 2023 le cose peggioreranno per una mancanza di turnover. Perché? Perché ogni anno prevediamo l'uscita di 2000-3000 agenti e non c'è un cambio adeguato a questa situazione. Qual è la situazione della questura pordenonese? Ma la situazione del pordenonese la conoscete, io ormai ve la dico da tempo. Certo, oggi non ci saranno questori che dovranno nascondersi dietro alla generosità o alla mancanza di rispetto, ma lo dice il capo della polizia che siamo al collasso, è ovvio che anche la questura di Pordenone è al collasso, ma così come tutte le questure d'Italia e soprattutto le questure del Friuli Venezia Giulia, soprattutto gli uomini impegnati giornalmente, costantemente a fare anche accompagnamenti fuori regione di questi soggetti che vengono rintracciati privi del permesso di soggiorno, privi della possibilità di soggiornare nel territorio nazionale, quindi un lavoro che viene gravato proprio da questa mancanza di personale. Il signor capo della polizia ha ricordato che nel 2023-2024 saranno gli anni peggiori perché avremo un defiance di circa 7.000 uomini. Vero è che in questi mesi si stanno mettendo in atto altri arruolamenti, ad agosto ci sarà una partenza di 1.851 uomini, però non sono questi che andranno purtroppo a equilibrare questa mancanza di personale. Agosto è periodo di ferie, qual è la situazione che si prospetta nelle prossime settimane? Le ferie devono essere garantite a tutto il personale, si sono stati fatti chiaramente delle turnazioni per non lasciare ovviamente il territorio scoperto. Certo è che oltre alla normale attività di prevenzione e repressione dei reati abbiamo una serie di manifestazioni che ci vede presenti obbligatoriamente per la salvaguardia insomma, della manifestazione ma anche dei cittadini. Grazie allora a Daniele Micheluz per questo contributo e adesso torniamo di nuovo dalla nostra Paola Treppo.